Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di domenica 12 gennaio. Prima corsa riservata ai gentleman, ritirate le Noir Treb, sono in 12, 1 Ebano Walsh, 2 Earthquake, 3 Batiz, 4 Delfodà, 5 Ergolest, 6 Tenor de Lune, seconda linea 7 America di Risaia, 8 Easy Rider Font, 9 Elite, 10 Commander Lake, 12 Evita Peroni, in terza fila 13 Daphne Rock. Macchina che stacca in questo momento con la velocità iniziale di Tenor de Lune, mentre Numero 2 sbaglia Earthquake squalificato. Tenor de Lune Numero cerca di 8 superare Easy Rider Font squalificato. Ebano Walsh che si getta a sua volta di galoppo e così Tenor de Lune sfila Numero nei 1 confronti di Ebano Delfo Walsh da squalificato. primi 200 svelti in 14 secco. Tenor de Lune cerca ora di moderare l'andatura, ma all'esterno c'è subito la progressione di Commander Lake che si porta su Tenor de Lune. Dopo 400 metri si avvantaggia, insiste nella sua azione. Commander Lake sfila su Tenor de Lune dopo 500 metri abbondanti e al paletto dei 600 metri è il nuovo leader. 44,3 però la spesa dalla seconda fila per Commander Lake, che guida ora davanti alle tribune nei confronti di Tenor de Lune. Molto più indietro c'è Elite che ha superato Delfodà, mentre anche Daphne Rock si fa luce. Prova a progredire anche Vita Peroni, intanto continua a guidare Io ho 58,7 per i primi 800 metri di gara e il chilometro che se ne va in 1,13,9 per Commander Lake. Tenor de Lune ha un 3-4 lunghezze quando siamo a 500 dalla conclusione, sposta Elite all'esterno. Cavalli ormai a 400 dall'arrivo con leader sempre Commander Lake. Elite attacca Tenor de Lune che è in difficoltà. Tanto si mantiene in vantaggio, Commander Lake mantiene quelle 4-5 lunghezze di margine su Elite che è sceso in seconda posizione superando Tenor de Lune. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, ovviamente ora un po' più stanco Commander Lake che ha comunque ancora buon margine di vantaggio su Elite, mentre all'esterno c'è il finale di Daphne Rock. Commander Lake però ha ancora buon margine e vince sulla stessa Daphne Rock, mentre al terzo finisce Elite. 1:15,6, 32,4 a chiudere, ma vittoria ormai in ghiaccio per Commander Lake che una volta al comando ha proseguito di lena fino ai 400 finali, poi il calo conclusivo, ma il successo era ormai praticamente assicurato per questo allievo di Stefano Lago, e ritorna così alla vittoria. Andrea Sarzetto al training per conto dello stesso Stefano Lago.